portare in alto i colori arancio, nero, verdi in questa Serie A. Chiaramente è una neopromossa, ma sicuramente so che mi daranno qualche soddisfazione. Vero Tullio, tu cosa dici? Ma io sono un tifoso del Venezia, non solo perché sono veneziano, ma perché conosco la storia del Venezia, ci giocava mio padre, addirittura da portiere ai tempi purtroppo della guerra. Quindi ho un affetto particolare per il Venezia Calcio. Non stiamo andando bene all'inizio di stagione, ma dobbiamo un po' regolare. Però è partito, quindi insomma chi è sul canale grande già inizia a vedere questo corteo che tra poco che è preceduto dalla Serenissima. Bravo, esatto, io lì volevo arrivare perché dovrebbe essere preceduto da Rina. Prima c'è Rina, che chiaramente è il vino ma il corteo vero e proprio storico è preceduto dalla Serenissima, che tra poco racconteremo l'importanza di questa barca. Però vorrei che Tullio, con le sue chiaramente capacità di dialettica, ci raccontasse che cosa ricorda il corteo storico. Il corteo storico racconta la potenza di Venezia, la prima repubblica marinara nel Mediterraneo per un lungo periodo. A me piace molto partecipare alla regata delle repubbliche marinare, che quest'anno forse si disputerà. Anche perché tutto questo c'è. Bambini a Monte Carlo. Era una Formula 1 molto innovativa perché si viene a vedere. Abbiamo mandato